Scrive Edoardo Montolli, epilogo, Aeroporto Falcone Borsellino, autunno 2009. Non ho mai avuto alcun senso delle istituzioni, ma in questo, tra chi rappresenta le istituzioni, mi pare di essere in ottima compagnia. Nemmeno io, che sono cresciuto in una bisca, credo di avere un grande idea della morale. Di quest'uomo non condivido le scelte di vita, l'attaccamento a una divisa e agli ideali, che in una repubblica fondata sul ricatto è difficile che possano trovare spazio. Ma questa intricata e dannatissima storia non ha niente a che fare né con il senso delle istituzioni, né con la morale, né con gli ideali. Questa è una storia che ha a che fare con l'infamia riversata su un poliziotto che cantava il pescatore e che non amava travestirsi da sbirro, l'infamia riversata da chi una mattina ha dimenticato la dignità in un cassetto e l'ha lasciata lì a marcire per fare ciò che voleva, usando la legge, la gente e il denaro a proprio uso e consumo, ma senza prendersi mai uno straccio di responsabilità. Quella che pure i banditi si sono sempre presi. Mentre salgo sull'aereo che mi porta lontano da Palermo, mi chiedo se sia ancora lecito obbedire in un paese dove i primi a non rispettare le regole sono quelli che le scrivono, le applicano e quelli che dovrebbero giudicare. Perché tanto lo sappiamo tutti come finirà, per le stesse ragioni che ho voluto spiegare finalmente allo steward l'ennesima volta che mi ha mostrato come gonfiare il salvagente con la cannuccia. Guardi che se andiamo giù da 10.000 metri è inutile che soffi. Il tizio si è messo a ridere, ma temo non abbia compreso. Perciò non so nemmeno io perché l'ho scritto, il libro. Ho passato 8 mesi a leggere carte, relazioni e tabulati, cercando volti, nomi e facce, e pensando da subito di andare a sbattere contro un muro. E per quanto possa sembrare pazzesco, qui dentro c'è solo una minima parte di ciò che ho visto e letto e sentito dire da gente. E allora forse l'unica ragione che mi ha convinto a scrivere questo libro e a lasciar perdere tutto il resto per 8 mesi è stata a raccontare un aneddoto che l'uomo dei telefoni mi ha spifferato all'inizio dei nostri incontri e che mai in vita mia avrei creduto davvero di sentire. Un aneddoto che dice tutto e non dice niente, a seconda di chi l'ascolta, ma che aveva bisogno di una lunghissima premessa per essere compreso. Era la mattina del 20 luglio del 1992, il giorno dopo la strage di Via D'Amelio. Il commissario capo Gioacchino Genchi non aveva chiuso occhio. Parisi l'aveva convocato in una notte convulsa per trasferire con un blitz una miriade di mafiosi da Lucerdone a Pianosa. Un via vai di rinvii e ripensamenti, perché mancava una legge per farlo, fino a che il ministro Martelli aveva preso carta, penna e timbro e lo aveva autorizzato. E quella mattina erano già 3 ore che brigava, incise negli occhi le immagini dei corpi dilaniati degli agenti che si staccavano dalle pareti del palazzo, nel naso l'odore del sangue, nelle orecchie gli strilli di donne e bambini. Stremato, come tutti i colleghi, guardava il cortile di Pianosa riempirsi di uomini. Gli elicotteri gli spuntavano fuori uno a uno dal portellone centrale, davanti ai mitra spianati alla polvere che si alzava avvampata. I poliziotti gridavano, avevano perso 5 dei loro devastati dall'esplosivo, avevano perso un magistrato che non avrebbero trovato più, sudavano odio e rabbia. E i mafiosi, quando erano andati a prenderli, li avevano trovati a bere champagne nelle celle. E ora erano lì, in fila indiana, spiazzati e spaventati, incurvati come pecore obbedienti, senza bottiglie pregiate e isolati dal mondo, pronti a finire in un buco schifoso e umido il resto dei loro giorni. Ammanettati stretti, le braccia dietro la schiena, i polsi viola, in catene, un sole torbido che avrebbe ucciso i cavalli, dovevano filare di corsa alle celle. Le pale dei mangusta fracassavano i timpani, chi si lamentava, chi perdeva lacrime, finché uno, piuttosto vecchio e malconcio, cadde per terra, afflosciato dalla stanchezza. Dottore, è Michele Greco, papa, fece segno a un agente, forse all'improvviso impaurito, forse trattenendo un ghigno, non si sa, perché l'uomo dei telefoni non lo guardò. Si avvicinò al vecchio, ordinò di togliergli le manette e lo staccò dal gruppo, lo trascinò in spalla fino a un muretto, adagiandolo in un angolo, sopra un rialzo, riparato da un cono d'ombra, e gli diede dell'acqua. Michele Greco ringraziò, fece un sorriso, poi ne fece ancora, e ancora respirò a pieni polmoni, si riprese e tentò di stringergli la mano. Ma l'altro stavolta si tirò indietro.
E quando il boss chiese di sapere almeno come si chiamasse, sostiene Genchi che la risposta probabilmente gli strappò un sorriso amaro. Io credo invece che gli avrebbe strappato il rispetto che mai Michele Greco aveva nutrito per i poliziotti, finanzieri, carabinieri, giudici, politici che sempre l'avevano ossequiato come Don Michele Upato. Perché fu a quel punto che l'uomo dei telefoni, sfiorandosi la divisa, gliela indicò. Noi non abbiamo un nome, siamo lo Stato. Grazie. Posso fare un'ultima riflessione su questa cosa qua, che ha fatto sul libro, che è molto importante per chi non è siciliano. Questo mi dimostra che i mafiosi, che tutti noi guardiamo, abbiamo paura, queste robe qua, è quello che ho insegnato io ai miei figli, sono dei vigliacchi, come lui ha scritto, che si sono incolonnati come pecore pieni di paura. Perché è tutta gente che fino adesso, scusami se ti ho, che tutti hanno paura di affrontare queste robe qua, però nel momento in cui hanno uno più forte di lui, diventano pecore, vigliacchi. Per questo secondo me, come credo anche Gioacchino, un giorno finirà questa storia e spero presto. Purtroppo ci hanno fatto finire due uomini che per noi erano importanti, però sicuramente qualcuno la farà finire. Qualcuno diceva che la mafia fa parte della storia, come tutte le cose della storia ha avuto un inizio E spero, Gioacchino, che oggi non ci siano persone che tanti anni, perché Falcone e Borsellino hanno subito tante di quelle violenze a parole che nessuno si possa augurare, e che oggi magari ne vedo qualcuno che ne porta la croce che invece non si merita. Perché un contributo secondo me lo daremo, e se questo diventa queste ore che abbiamo passato questa sera, grazie Gioacchino. Se uscendo di qua, grazie alla rete, saranno il dominio di molti, avremo fatto qualcosa. Grazie a tutti di essere venuti. Grazie a te. Grazie.